Il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca ha firmato il decreto che riconosce anche per il 2025 il carattere di eccezionalità della diffusione del granchio blu, accogliendo la richiesta avanzata dalla Regione Veneto, una richiesta sostenuta con dati e rilievi tecnici che ora apre la possibilità di attivare il percorso degli indennizi, visto che in questo settore da anni si combatte contro una calamità senza precedenti. La diffusione del granchio blu continua a mettere in difficoltà il settore, con ripercussioni economiche e occupazionali enormi. Dall'inizio dell'emergenza il governo ha stanziato circa 30 milioni di euro, come ha spiegato il senatore De Carlo, componente della Commissione Produzione Agroalimentare, ospite di prima edizione. Oggi l'ultima delle notizie è quella che il Ministero ha decretato lo stato di calamità e quindi la possibilità di intervenire con ulteriori ristori a favore di quelle imprese che oggi sono colpite ancora dal granchio blu. A crescere potrebbe essere l'acquacoltura, allevamento di animali e vegetali come le alghe, che ha già superato la pesca nelle nostre acque. Noi oggi siamo in controtendenza, siamo riusciti a far capire all'Europa che anche i pescatori sono dei grandissimi bioregolatori e non solamente degli sfruttatori del mare, perché non è mai stato così, la pesca è sostenibile per, diciamo così, definizione. Obbligatorio controllare continuamente la situazione e il proliferare del granchio blu, perché non comprometta anche questo nuovo settore. Per cui l'acquacoltura è una prospettiva, però anche per l'acquacoltura vanno create quelle condizioni per le quali i nostri acquacoltori riescono a sopravvivere. Il granchio blu è stata una di quelle questioni che ha minato fortemente questa, diciamo così, pratica, ma sulla quale siamo intervenuti